Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati al 14 dicembre 2020. Buon pomeriggio Stella Battaglia. Buon pomeriggio. La nostra Etual. Come è andata Stella? Tutto a posto? Bene. Sì, benissimo. Sì. Allora, una sconfitta interna del Cosenza, la terza consecutiva, questa volta contro la Reggiana, che non mi è sembrata onestamente una squadra così trascendentale. Da Ciccio Pizza, è stata alla portata puoi... sicuramente del Cosenza. Ma il Cosenza ha infilato, ahimè, la terza sconfitta, dicevo, consecutiva. Per quanto riguarda la Serie A, vince la prima vittoria in casa il Crotone 4-1 contro lo Spezia. Poi parleremo di questo col direttore sportivo ex del Cosenza Mauro Meluso, che lo avremo via Skype. Per quanto riguarda la Regina, invece, nell'anticipo aveva perso per 3-0 contro il Chievo Verona, e quindi diciamo una sconfitta abbastanza pesante. Sentiremo anche poi nel corso della trasmissione Giusva Branca, che ci dovrà parlare di un articolo su Stryl.it che ho letto proprio questa mattina, in cui parla del silenzio degli incoscienti di Reggio Calabria. Poi vedremo Giusva Branca praticamente che ha indirizzato questo diciamo suo come dire, post molto importante, questo articolo, questo servizio su Stryl.it. Parleremo naturalmente della vittoria del Catanzaro in trasferta per 3 euro a Bisceglie, dell'ottimo pareggio della Vibonese a Bari per 0-0. Allora Stella, io ti cedo subito la parola, vai a presentare gli ospiti e dopo subito con noi Mauro Meluso. Sì, certo, in collegamento Skype. Buon pomeriggio a tutti voi da parte mia e di tutto lo staff di Replay. Si apre un'altra puntata di Replay, chiaramente riguardante il calcio delle calabresi. Quanti gol mancati nella sfida tra Cosenza e Reggiana, da parte chiaramente dei lupi, quanto calo di concentrazione degli uomini in campo. Quali saranno le soluzioni che adotterà il mister Occhiuzzi per i prossimi incontri? Di questo e di altro ne parleremo con il coordinatore della trasmissione Franco Segreto e i nostri ospiti in studio, che vado subito a presentare. Un benvenuto particolare a Walter Leone, giornalista. Grazie Walter per aver accettato il nostro invito. E poi qui al mio fianco ho Pier Giorgio Giorno di Lupi si nasce. Ciao. E allora Walter, diamo subito la parola a Mauro Meluso, perché poi c'ha da lavorare, è impegnato. Buon pomeriggio direttore. Ci senti? Ecco, c'è qualcosa forse che non sentiamo il ritorno. Vediamo un attimino dalla regia Enzo Leonetti se riesce a metterci in contatto. Riusciamo a risolvere il collegamento? Lo vediamo e non lo sentiamo. Vabbè, cominciamo a fare un giro con Walter Leone sulla partita del Cosenza, questa terza sconfitta. Eravamo vicini in tribuna stampa, Walter, abbiamo commentato quello che abbiamo visto, insomma, tante azioni da rete che il Cosenza non è riuscito a concretizzare. La Reggiana nulla di trascendentale, dicevo, concreta, forse cinica, con l'ex Varone, è riuscita a portare a casa 3 punti pesanti. Era una di quelle partite decisamente alla portata del Cosenza. Una partita che almeno nella fase iniziale, tra il 10° e il 19° minuto del primo tempo, ha avuto 5 occasioni da gol. Purtroppo quando sbagli e non concretizzi e poi commetti ingenuità, le paghi. Chiaramente è un peccato perché, ripeto, se fino ad oggi c'era questa sorta, tra virgolette, di alibi per il fatto che si andassero ad affrontare tutte squadre forti, squadre di alta classifica, che poi in Serie B queste cose abbiamo imparato a conoscerle bene, perché non è tanto l'essere corazzato o meno, ma sono tutte le partite difficili. Poi arriva la Reggiana, che è una squadra sicuramente alla tua portata e ti fa gol, per cui rimane il rammarico per avere perso l'ennesima occasione, ma soprattutto credo che la partita di sabato a un certo punto abbia evidenziato una mancanza di cattiveria agonistica, che è fondamentale in un campionato come quello di Serie B, ed è venuta meno quell'intensità che è necessaria, per cui al di là della sconfitta credo che è su questo che bisogna interrogarsi. Ci interrogheremo, vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento con Mauro Meluso, vediamo se c'è Mauro. Pronto? Abbiamo il collegamento, ecco, lo vediamo, Mauro, ma no. Ci senti Mauro?
Niente da fare per quanto riguarda l'audio. Lui ci sente e noi non sentiamo lui. Noi non ti sentiamo, ecco qua. Non sentiamo. No, non sentiamo. Va bene, vediamo di riuscire praticamente a rimetterci in modo col collegamento. O per telefono, ho lasciato il numero di telefono, abbiamo il numero di telefono, Enzo Leonetti. Magari lo chiamiamo. Magari Enzo. via telefono con la foto col fermo immagine. Sì, Ah, ecco qua. Mauro, ci sei? Niente da fare. Allora, Pier Giorgio Giorno, hai sentito quello che ha detto Walter Leone? Forse ha poca tranquillo. copertura linea, Mauro. sì, e... allora io mi accodo a quello che ha detto Walter perché è stata veramente... Credo che non ci sia copertura. Ah, ecco qui, forse evidentemente abbiamo un problema via Skype. Mauro. Sì, mi accodo, stavo dicendo a quello che ha detto Walter perché è stata contro la Reggiana, è stata veramente... Mi sentite? Adesso sì, sì, adesso sì, va. Vedi? Vediamo un attimo se riusciamo a metterci in contatto perché questo Skype io non lo amo tanto. Vediamo un attimo se abbiamo... Sentite adesso? Sì, Bene, benissimo. bene. Tu ci senti, direttore? Direttore, Mi ci sento, senti? buonasera a tutti e grazie all'invito. Ora sì. Scusatevi per queste cattive connessioni. Ma non succede solo, succede in Rai, succede al media. Mediaset, con Skype succede dappertutto, quindi è una cosa normalissima. Esatto. Allora Mauro, partiamo dalla vostra partita, anticipiamo la Serie A, questo 4-1, effettivamente hai visto un bel crotone, non eravate voi in giornata o avete trovato un crotone su di giri? Ecco qua. No, Penso sia Skype meglio. è questo. E allora Un po' tutte le cose. Noi abbiamo fatto un primo tempo molto intenso, abbiamo fatto un primo tempo che ci ha visto non riusciamo, allora Forse scusami conviene Mauro, telefonare. conviene fare una Sentite, telefonata, telefonica, cosa vuoi? facciamo una telefonata Mauro, facciamo una telefonata che forse è meglio vi aspetto via telefono normale. Sì, Grazie, sì, perfetto, grazie, ciao. Sì. Allora Pier Giorgio, puoi continuare Tra tranquillamente, l'altro vai. oggi è saltato pure io tramite lo smart working, Google è andato in Sì, tilt. sì, oggi Google, sì. Quindi purtroppo quando si fanno queste trasmissioni, questi collegamenti, ormai tutto il mondo è collegato. In Europa ha avuto un problema grosso Google, sì. Pure io stavo lavorando e quindi è saltato tutto. Sì, stavo dicendo per riallacciarmi a quello che ha detto Walter, sono d'accordo sulle sue parole, purtroppo è stata un'occasione buttata alle ortiche dal Cosenza. Io in genere quando torno a casa sono solito riguardare la partita, ma Sì. per il nervosismo non l'ho voluta guardare perché mi è bastato quello che ho visto in campo, perché avendo visto 5 palle gol, ma non palle gol normali, cioè col portiere a terra e tirare in curva, oppure Da Ciccio Pizzas oppure puoi tirare a iniziare porta il tuo vuota e prendere gli Ozzi, cioè io ho visto un tiro di Balolì a botta sicura che ha preso gli Ozzi, cioè, quindi delle cose mai viste, cioè in 30 anni che frequento il Marulla non ho mai visto il Cosenza in casa dilapidare almeno 7-8 palle gol clamorose, quindi già ci stava stretto il pari a mio avviso, Franco, figuriamoci la sconfitta con l'unico tiro in porta che abbiamo subito, poi lascia stare quella traversa che hanno preso all'ultimo, però il Cosenza doveva fare almeno nel primo tempo, non dico 5-6 gol, ma almeno era una partita da 2-0 e chiuderla lì. Cioè... Pier Giorgio, ma io ti devo dire una cosa, forse perché sono più grande di te, a me mi hanno insegnato i miei maestri, da Italo Cucci e a tanti altri di cui non faccio i nomi, i 6 mani nel calcio non hanno nulla a che vedere con quello che è il risultato sul campo. Vediamo se ce lo conferma anche Mauro Meluso, se siamo riusciti a metterci Sì, in contatto. forse l'abbiamo in linea. Direttore in linea? Buonasera a tutti. Eccoci qua Scusate finalmente. per il collegamento. Eccoci, buonasera, grazie dell'invito, grazie infinite. Ma c'è un problema Google a livello europeo oggi, ecco perché sono saltati i collegamenti via Skype, quindi non è un discorso né tuo Ho né notato nostro. anche sulla mia mail, sì, in effetti stamattina non si riuscivano a mandare mail. È vero. Allora, direttore, vi sentivo parlare del Cosenza prima di parlare della domanda di prima del Crotone Sì, Spezia. parliamo del Io Cosenza. ho visto qualche immagine, ho visto gli highlight, non ho visto tutta la partita, devo dire che è stata veramente una partita molto sfortunata per il Cosenza, e con dei gol in effetti sbagliati incredibilmente. Io credo che sia più attribuibile alla sfortuna che non
insomma, alla mancata abilità, perché insomma, Vera, che conosco bene, l'ho portato io in Italia, l'ho portato io a Lecce, è un giocatore che ha delle qualità altissime, quindi che sbagli un gol così, seppur con il piede non suo, insomma, mi è sembrata una stranezza. Ma anche le altre palle gol non realizzate, insomma, gridano vendetta. Io credo che è vero, Franco, quello che dici tu, che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però io mi preoccuperei se si perdessero le partite e non si arrivasse in porta. Invece il Cosenza arriva, il Cosenza comunque è vero che viene da un periodo negativo, però è una squadra che rispetto all'anno scorso ha già fatto molto di più, considerando lo stesso periodo. Occhiuzzi per me è molto bravo e lo stesso Trinchera ha fatto un ottimo lavoro, secondo me, quindi bisogna continuare ad avere fiducia, perché se dovessi perdere le partite con una squadra che non crea, una squadra sconclusionata o che comunque non ha un filo logico, allora ci sarebbe da preoccuparsi. Io invece credo che il Cosenza abbia una sua identità ben precisa e riesce a portarla avanti già dall'anno scorso, quando ha fatto un vero miracolo, quindi sarei un pochino prudente e insomma, avrei pazienza in questo momento, che secondo me i ragazzi ci stanno mettendo il massimo impegno. No, sicuramente ci mancherebbe altro, bisogna aspettare, specialmente i nuovi, quelli che sono arrivati, perché c'è un progetto di crescita di cui parla non sempre. Non sento nulla, scusatemi. Com'è? Sento malissimo. Ho detto c'è un progetto di crescita, bisogna aspettarmi, ma fino a quando? Comunque io do le mie... certo. Io do subito la parola al collega Walter Leone della Gazzetta dello Sport e poi per appunto Mauro Meluso. Ciao Mauro, buon pomeriggio. Buonasera Walter, ciao. No, niente, io sono d'accordo con te che è una situazione che prima o poi si dovrà sbloccare, però quello che almeno osservando le partite preoccupa un po' è perché non è la prima volta che capita di vedere una squadra che crea tantissimo e non riesce a concretizzare. Poi il calcio tu lo conosci sicuramente meglio di me, quando sbagli troppo ti capita la prima occasione e ti puniscono. Se capita con squadre magari di caratura tecnica superiore la prendi in quel modo lì, perché giustamente dice abbiamo perso con una squadra forte, però è stato il discorso che ci ha lasciati un po', diciamo, anche più che da addetti ai lavori, anche da tifosi, con l'amaro in bocca, e che comunque era un avversario alla portata. Poi è chiaro che il lavoro di Occhiuzzi lo stiamo vedendo tutti quanti, Mauro. Il percorso di crescita è che i giovani magari dovranno accelerare questo percorso per integrarsi il prima possibile in Serie B. Certo, io mi sono permesso di dare una chiave di lettura positiva, perché ovviamente da quel poco che ho visto voi avete il quadro della situazione più chiaro e ovviamente avete più elementi per poter giudicare. Io ho solo queste immagini comunque di una squadra che ho visto anche giocare una partita intera, il Cosenza comunque è una squadra che propone calcio, quindi quelle cose non si inventano dall'oggi al domani, quindi io credo che come dicevo prima ha un'identità, adesso poi il risultato positivo dipende da tanti fattori, quindi non dipende solo da un fattore unico, quindi, però ecco, non ho elementi per giudicare e mai mi permetterei insomma, di giudicare in casa di Am. No, non era giusto, perché tu hai fatto un'analisi correttissima e sono d'accordissimo con te, Mauro. Però capisci bene che poi in questa fase, tu poi nel calcio, per quanto siano asettici, per quanto siano molto indigesti, i numeri sono lì che fotografano una situazione, e il fatto che il Cosenza con 7 gol segnati sia il peggior attacco della Serie B significa che probabilmente, a prescindere dal fatto, perché Roberto credo che stia facendo un lavoro eccezionale e, come hai detto tu, si vede sul campo il lavoro che fa, perché determinate situazioni non sono frutto del caso, sono frutto di un lavoro. Evidentemente, probabilmente sugli interpreti c'è un piccolo punto interrogativo. Abbiamo giocato soltanto 11 partite, ne rimangono ancora tantissime. Certo, allora, sto facendo. Possiamo dare la parola all'amico Lupi Sinasce, Pier Giorgio. Vai per il direttore Meluso. Io ho due domande veloci.
oggi al direttore Meluso. Uno, gli volevo fare i complimenti perché secondo me, io ho visto parecchie partite dello Spezia, è una squadra che con Italiano gioca molto bene, forse ha preso un po' sotto gamba l'impegno di Crotone perché l'ho visto giocare molto meglio contro squadre magari di livello superiore. E poi una domanda di mercato, se da qui a breve, visto che Vignali non sta giocando, è stato trattato dal Cosenza, se a gennaio si può riallacciare un discorso con questo giocatore. Grazie. Sì, buongiorno, grazie per i complimenti. Io ovviamente siamo molto contenti di come stanno andando le cose, insomma, molti bookmaker stranieri ci davano per spacciati, quindi insomma noi siamo vivi, continuiamo a esserlo. Non abbiamo preso la partita sotto gamba di Crotone, ma dopo 11 partite ci è capitato un mezzo scivolone di 45 minuti, in cui abbiamo purtroppo perso il nostro modo di fare, di essere, quindi insomma, purtroppo può capitare, ci metterei la firma perché capitasse ogni 11 partite, insomma. Seppur ne abbiamo perse anche altre, che come diceva Giorno, abbiamo perso anche immeritatamente giocando alla pari contro non so, la Lazio, per esempio, l'ultima, per dirlo, per l'ultima che abbiamo fatto molto bene contro, ed era quella prima di Crotone. E per quanto riguarda il mercato, Vignali è un giocatore che rimarrà con noi anche fino a fine stagione, molto probabilmente, quindi ora nel passato c'è stato qualche timido approccio da parte del Cosenza, però comunque noi intendiamo tenerlo, quindi insomma non credo che si riaprirà questa strada. Posso farti sempre una domanda sul Serie A, la squadra che ti ha più impressionato? C'è il Milan in cima alla classifica, ieri ha pareggiato per 2-2, la Juventus e l'Inter che sono lì, il Napoli di Gattuso che sta andando bene, così come la Roma. Che mi dici per quanto riguarda le parti alte, Mauro? Ma guarda, allora intanto penso che il campionato sia quest'anno particolarmente avvincente, perché negli ultimi 7, 8, quasi 10 anni la Juventus ha fatto terra bruciata intorno a sé per quanto riguarda lo scudetto, no? Quindi era un monologo dei bianconeri, per cui il campionato un po' ne risentiva, perché poi non c'erano, alcune partite non erano interessanti proprio per questo motivo. Invece quest'anno si è un po', secondo me, livellato verso l'alto, perché il Milan è diventata una squadra più forte rispetto al passato, rispetto al recente passato ovviamente. Pioli sta facendo un ottimo lavoro, ma anche la società l'ha rinforzata tantissimo. La Roma sicuramente sta giocando molto bene, ma mi ha impressionato molto il Milan. Le squadre seriali ho viste tutte dal vivo, però abbiamo giocato contro il Milan e mi ha veramente colpito favorevolmente, ma in particolar modo il Sassuolo. Era la prima di campionato e hanno un impianto di gioco che è da 2 anni che è sempre lo stesso, con calciatori cambiano poco i calciatori, hanno gli stessi giocatori già da qualche anno, hanno una intelaiatura base che tengono da anni e che costituisce un po' le fondamenta di questa squadra, e si vede. Poi c'è un ottimo allenatore come De Zerbi che gli sta dando un'identità di gioco e stanno ottenendo dei risultati straordinari. Mauro, abbiamo subito, come la Serie A, anche la Serie B subito in campo, e c'è questo anticipo in serata tra Reggina e Venezia, il Cosenza giocherà ad Ascoli. Ecco, cosa prevedi a distanza di 48 ore? Ma intanto, vabbè, la Regina c'è una brutta carta da pelare, perché il Venezia è una squadra di rivelazioni, anche lì hanno 8, 9 undicesimi dell'anno scorso, dell'11 base, sì. Quindi insomma credo che la continuità sia importante. Io mi auguro e prevedo un pronto riscatto da parte del Cosenza. L'Ascoli non mi ha ben impressionato, vi devo dire la verità, e questo non significa che sia una partita facile, ma significa comunque che è alla portata. Credo che lo sia, credo che gli input comunque sia all'interno sia all'esterno alla squadra arrivino, e quindi gli input per far meglio, per avere
grandi motivazioni, gli arriveranno senz'altro, e quindi io sono certo che faranno un'ottima partita. Gli auguro insomma anche di portare a casa un risultato positivo. Grazie Mauro Meluso per essere stato con noi, in bocca al lupo e complimenti al tuo Spezia. Grazie. Grazie, buonasera, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Allora Stella, vai. Vado a leggere qualche messaggio? Messaggi e poi se abbiamo tempo anche i risultati con la I classifica. risultati della classifica magari dopo la pubblicità. Sì, ecco, andiamo qualche minuto in pubblicità, restate con noi. Allora, seconda parte di replay, 14 dicembre 2020, abbiamo sentito Mauro Meluso, ci ha detto qualcosina naturalmente del Crotone, dello Spezia, ma anche con particolare riferimento a Cosenza e alla Regina. Stella, allora Sì, andiamo a richiedere alla regia i risultati della classifica di Serie B. Risultati classifica e poi andiamo subito ai messaggi perché ce ne sono tanti. Sì, sì, certo. Allora, i risultati dell'11ª giornata di Serie B KT: Brescia Salernitana 3-1, Chievo Regina 3-0, Cittadella Spal 2-0, Cosenza Reggiana 0-1, Cremonese Ascoli 3-3, Lecce Frosinone 2-2, Pescara Vicenza 2-3, Pisa Pordenone 1-0, Venezia e Monza 0-2, Virtus Entella Empoli 2-5. Ecco qua, vediamo i risultati, grazie ad Enzo Leonetti in regia e grazie a Massimo Fino che dirige la Camera. Allora andiamo alla classifica generale. Ok, al comando troviamo la Salernitana con 23 punti, a seguire Empoli 22, Spal 21, Lecce Frosinone 20, Venezia 18, Cittadella Chievo Monza 17 punti, Reggiana 14, Brescia Pordenone Pisa 13 punti, Vicenza 12, Regina 10, Cosenza Cremonese 9 punti, Pescara 7, Ascoli 6, chiude la classifica Virtus Entella con 5 punti. Che è una squadra che non ha mai vinto, la Virtus Entella, mentre il Cosenza non ha ancora vinto in casa. Allora, andiamo a sentire i messaggi. Sì, certo. Allora, vediamo un po'. Cosenza, terra di conquiste, ma è possibile, ma ogni anno la stessa campana sempre in sofferenza? Abbiamo giocatori scarsi, se non possiamo tenere la B passa la mano ad altri presidenti. Riferito al presidente Guarascio questo? Sì, penso proprio di sì. Vai avanti. La squadra non gioca male, anche se ha momenti che non si riconosce, ripetiamo sempre le stesse cose, manca un attaccante di peso. Questo lo dicono molti telespettatori. Sì. Ciao a tutti, vorrei fare una domanda a Franco Segreto. Non credi che ci siano problemi di spogliatoio vedendo che giocano sempre gli stessi calciatori al più inadatti per un campionato di Serie B? E questo rispondiamo dopo. Ok, il passato anno ci siamo salvati perché avevamo giocatori superiori, non facciamo i buonisti perché facendo complimenti si gioca male, stop. Poi vabbè, parlano del mister Occhiuzzi che secondo loro... se non vinciamo queste partite è colpa di Occhiuzzi, loro dicono vabbè, ci siamo fatti illudere dai 5 pareggi, ma immaginate se avessimo perso a Frosinone dove eravamo meglio 2 vittorie e 3 sconfitte e non 5 pareggi. Abbiamo forse la telefonata? Sì, aspetta, volevo rispondere prima a questo telespettatore per quando parla di problemi di spogliatoio. Obiettivamente noi non riusciamo da marzo dello scorso anno praticamente a vedere un allenamento col discorso del lockdown. Per cui nel momento in cui vedevamo un allenamento, anche un contrasto, un mandarsi a quel paese come succede quando c'è grande tensione o magari cattiveria agonistica negli allenamenti, non posso onestamente, né io né Walter, penso né Pier Giorgio, dare una risposta nel dire lo spogliamento, ma penso proprio di no. Delle illazioni secondo me perché giocano sempre gli stessi, evidentemente Occhiuzzi ha messo su un 11 sul quale poi cerca di far ruotare altri giocatori, qualcuno è arrivato nel mercato estivo, chi magari c'era già. Vedremo prossimamente quello che succederà e per poi dare un giudizio definitivo. Fatto sta, come diceva Meluso, come diceva lo stesso Walter e Pier Giorgio, che la situazione di classifica al momento vede il Cosenza in zona play-out con 9 punti dopo 11 giornate. La matematica non è un'opinione, basta fare una semplice divisione e viene fuori il fatto che il Cosenza ha una media inferiore sicuramente a un punto a partita. Giusto Walter? 0,81. Allora, vediamo che abbiamo... telefono a Attilio Malena, Franco, se non erro. Attilio, ci sei? Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ciao, grazie Attilio, buon pomeriggio. Allora, abbiamo sentito Mauro Meluso, ora sentiamo te su Cosenza e Regina e poi mi inquadri questa bella vittoria del Catanzaro ieri a Bisceglie 3-1 e il pari della Vibonese a Bari, in un diciamo fortino importante, no? Come quello di Bari.
Assolutamente, per il Cosenza credo sostanzialmente ci sia poco da aggiungere al discorso che facevate in precedenza, però dal mio punto di vista non credo e sia anche abbastanza ingiusto e ingeneroso buttare la croce su Roberto Chiuzzi. Non stiamo parlando di una squadra che non è viva, stiamo parlando di una squadra che nonostante tutto produce tantissimo, con una squadra che è sempre viva e con una squadra che ha un gran cuore e si percepisce che segua in tutto e per tutto l'allenatore, con un evidente problema che è quello di concretizzare quanto creato, e bisogna anche dare a Cesare quel che di Cesare in senso negativo, sostenendo come gli attaccanti messi a disposizione di Roberto Chiuzzi, né Petra né Borrelli né comunque gli altri in rosa stiano facendo quello che la società chiede. Però credo che Roberto Chiuzzi in questo momento debba essere difeso, protetto. L'impresa che ha compiuto il Cosenza lo scorso anno è talmente vicina che non può essere dimenticata. Per quanto riguarda la Regina, oggi Mimmo Toscano si gioca tutto, inutile nasconderlo, anche se poi realmente di possibilità non ne ha avute di poter schierare l'organico al completo. Ci sarebbero tantissime attenuanti, ma poi, come ben mi insegnate, sono sempre gli allenatori a pagare, sono sempre i risultati a tenere fede in vita a un progetto sportivo. La sfida contro il Venezia è assolutamente da non sbagliare, dopo la vittoria contro il Brescia che aveva illuso l'ambiente. Sostanzialmente tutti i progressi fatti contro il Brescia non sono stati metabolizzati e recepiti per la pessima prestazione poi contro il Chievo Verona, per cui oggi la Regina dovrà tenere fede e si gioca la vita sportiva. Per quanto riguarda le altre formazioni calabresi, il Catanzaro ha confermato sicuramente tutti i progressi. Il Bisceglie era un avversario alla portata, ma è sempre un campo molto difficile, e al Catanzaro quel che colpisce è che comunque ha realmente metabolizzato tutti gli insegnamenti di Calabro e ha un'identità chiara e ben precisa. Bisogna fare i complimenti perché di settimana in settimana la Vibonese conferma di avere dei progressi notevoli grazie agli insegnamenti di mister Galvano. Pareggiare a Bari non è cosa da tutti, e questo pareggio ha messo in bilico la posizione di Gaetano Auteri, a cui la società avrebbe dato un ultimatum. Se nella prossima partita il Bari non ottiene un risultato positivo, la panchina di Gaetano Auteri potrebbe traballare ancora di più. Addirittura. Sentiamo più un giorno per Attilio, poi lo lasciamo ai suoi impegni. Sì, saluto Attilio, come al solito ha fatto una disamina a 360 gradi che condivido. Gli volevo chiedere se veramente Mimmo Toscano rischia la panchina. Secondo me la mossa di mettere Tempestilli come direttore generale è foriera di novità, perché qualche amico da Reggio mi ha fatto addirittura il nome di De Rossi come possibile. Sono amici di Reggio, però non so quando ci sia di vero. Sul Cosenza e su Chiuzzi condivido quello che ha detto, perché se ci abbiamo creduto l'anno scorso, Franco, quando il Cosenza aveva 10 punti di distacco, ci possiamo credere adesso che siamo a un punto dalla... Non l'ha messo nessuno in discussione, insomma. Sì, perché comunque il Cosenza, come ha detto pure Meluso, è una squadra viva che crea palle gol, cioè non è una squadra morta, cioè nel senso prima o poi i gol arriveranno, e sono convinto che anche gli attaccanti finalmente si sbloccheranno, mi auguro, a partire dalla partita di Ascoli. Allora, sì, rispondo su Mimmo Toscano. Come dicevo in precedenza, sono sempre i risultati poi a giudicare il destino di un allenatore, lo dice la storia anche abbastanza ingiusta del mondo del calcio, ed è inutile nasconderlo come la società stia riflettendo su Mimmo Toscano. Per il momento, da quanto ci risulta, non ci sarebbe stato nessun contatto con altri allenatori, però dipende molto dalla sfida di questa sera, anche dallo spirito, da come la Regina entrerà in campo, e la nomina del direttore generale Antonino Tempestilli non fa che aggiungere ulteriore carne al fuoco per far sì che il progetto Regina assuma maggior corpo. Siamo in una Serie B dove ci sono vecchi marchioni del mercato e dove ci sono dei grandissimi dirigenti che hanno fatto la storia del calcio italiano. Inseriamo Tempestilli, inseriamo Braida, Pantaleo Corvino, Galliani, una Serie B a 5 stelle, e Tempestilli non fa altro che aumentare comunque la possibilità che la Regina possa essere protagonista da qui al prossimo futuro. Però su Mimmo Toscano al momento la società valuta, dipenderà molto da questa sera, però per il momento non sono stati contattati altri allenatori. Brevemente 5 secondi su Roberto Chiuzzi, chiudo dicendo: fidarsi di Chiuzzi per quello che ha fatto la scorsa stagione, per quello che la squadra sta mostrando, è un dovere. E questo lo giriamo naturalmente a gran parte degli ascoltatori, quelli che stanno scrivendo, e quindi sottoscriviamo in pieno quello che ha detto Attilio Malena. Attilio, da lunedì prossimo cominciamo col calciomercato, eh? Grazie a voi, allora un saluto a tutti. Grazie a te, Ciao, grazie. Attilio. Vai Stella, grazie ad Attilio Malena.
Allora, tra altri messaggi troviamo Chiuzzi fa quello che può con il materiale umano che ha a disposizione, gli dobbiamo soltanto dire grazie per quello che ha fatto e che continua a fare. Tuttavia non puoi avere 8 palle gol e perdere 0-1 una partita dominata. La società dovrebbe assumersi le proprie responsabilità di un calciomercato mediocre. Salve, volevo un parere dal dottor Segreto, io inserirei Schiavi, schiererei il centrocampo di sabato e in avanti Balulippe 3, 1 tra Carretta o Baez. Poi vediamo altri messaggi. Buon pomeriggio, tranquilli, girerà la fortuna, non è nostra amica, arriveranno le vittorie, sempre forza Cosenza. Il mercato riparatore di gennaio è alle porte, per cui la società si dia una mossa ad intervenire tempestivamente cercando di portare a Cosenza calciatori di qualità e di categoria, onde evitare i vecchi errori dell'anno scorso, altrimenti sarà ancora per noi un campionato di sofferenza. E qui c'è l'amico Elio Principato, Elio che salutiamo, caro Franco, se hai 4 centravanti e non li fai giocare condividiamo il video di Padre Fedele, questo non l'ho capito perché non l'ho visto video. Elio, il materiale è quello che è, Gli lo abbiamo visto, Borrelli non lo abbiamo visto. Sacco lo abbiamo visto e secondo me la Ligue 2 Troyes in Francia è completamente diversa dalla Serie B italiana. Capisco, bisogna trovare la quadratura del cerchio, per quanto mi riguarda cercare di portare a termine queste ultime partite fino alla fine dell'anno per poi intervenire seriamente, come dicono gli amici telespettatori che stanno intervenendo via WhatsApp sul mercato. Volete sapere le mie? Un difensore centrale di piede sinistro, un centrocampista e un attaccante. Almeno questi 3 elementi. Walter, sei d'accordo? Allora, sul difensore centrale, più che uno di piede sinistro, che potrebbe essere un'alternativa al legittimo, io ritengo che ci serve un calciatore che sia bravo nella personalità e nella costruzione del gioco, perché se tu vuoi giocare per come è il calcio di Occhiuzzi, motivo per il quale non è da oggi, ma è da tempo che io sostengo che l'intero organico non sia adeguato al tipo di calcio di Occhiuzzi. L'hai scritto più volte sul tipo questa cosa, secondo me, serve un difensore centrale che non abbia fretta di prendere il pallone e buttarlo avanti, perché se vuoi giocare da dietro c'è bisogno di gente di qualità e gente di personalità. Ad essere onesto, per quel pochissimo che ho visto a Parma, Schiavi mi è piaciuto. Io la settimana scorsa ho fatto una domanda ad Occhiuzzi proprio su Schiavi, queste domande fatte via WhatsApp che sono la cosa veramente più... È vero, sono peggio dei telegrammi. Cioè sì. veramente, guardate, si parla tanto del fatto che non ci siano gli spettatori a vedere le partite di calcio, ma anche queste, perché si perde già la nostra è una società che c'è, proprio come società, come Cosenza Calcio, c'è una distanza abissale, no? Ti tengono sempre lontano da tutto e da tutti, così è ancora peggio, perché credo che sia fondamentale, Franco, il dialogo con le persone, perché molte volte anche tra familiari, tra padre e figlio, se un WhatsApp lo interpreti in modo sbagliato succedono, figurati se vai a fare una domanda in un momento così particolare. Ed è questo. Chiaramente per quanto riguarda gli attaccanti, quelli che abbiamo visto fino ad oggi, c'è una situazione che ci lascia un po' a desiderare. Sono giovani, bisogna capire che cosa accadrà. Borrelli l'abbiamo visto in una partita, se non ricordo male, non è che... Cioè, il discorso che voglio fare io è che non è che giocando una partita puoi dare un giudizio, gli devi dare continuità. Intanto secondo me in questa fase bisogna capire se è il caso che questa squadra giochi con il trequartista o giochi con gli attaccanti. Baez è vero che sta facendo un inizio di campionato che non è ai livelli del campionato post-lockdown della passata stagione, però il meglio di sé Baez lo dà quando parte da sinistra, e siccome Carretta, che è un giocatore che secondo me fotografa il momento del Cosenza, no? Che ha questi sprazzi di bel gioco, come è successo con la Reggiana, in 10 minuti 5 palle gol, poi sparisce, non c'è continuità. Però Carretta ritengo che sia in questo momento il calciatore che diventa difficile rinunciarci, perché è quello che ti salta l'uomo, è quello che crea la superiorità, è quello che bene o male ti fa il tiro in porta. Certo, poi il calcio è legato molto anche agli episodi. Se fosse entrato il palo colpito da Carretta, probabilmente avremmo commentato tutta un'altra partita, però oggi bisogna anche confrontarsi e mettersi come dire,
ad affrontare la realtà con quello che dicono i numeri. Non lo so, magari tornando al tridente con Garretta, Baez e questo Petre che abbiamo visto sinceramente poco e niente, però là bisogna fare delle scelte, se punti sulla punta, se punti sull'attaccante centrale o se devi puntare con il trequartista, dove sinceramente anche lì c'è Conè che secondo me mi chiede Rio Principato se hai visto Sueva, se avete visto Sueva, cosa ne pensate? Io per aggiungere a Walter. Sueva l'abbiamo visto all'inizio, è stato uno di dei giovani che ha fatto entrare a partita in corso. Anzi, Roberto mi ricordo che in conferenza stampa diceva che era giusto, e sono d'accordissimo, nel valorizzare i nostri giocatori, il nostro vivaio. Però alla prima occasione che ha avuto l'uomo in più ha tenuto Borrelli in panchina e Sueva in tribuna. Borrelli non è un giocatore del Cosenza, è un giocatore del Pescara, in prestito. Non penso che, per quello che almeno ha detto Sebastiani, che per cederlo vuole quasi 2 milioni di euro, e non penso proprio che per cifre molto simili. Può darsi che a gennaio ritorni là, no? Per cui, no, Pier Giorgio, tu che fai calciomercato... Sueva è un giocatore che per quel poco che abbiamo visto, nonostante la giovane età, è un ragazzo che mi pare che abbia la giusta personalità per poterci stare. Franco, Pier Giorgio, tu Franco, cosa vuoi aggiungere anche di calciomercato? Per quello che ha detto Walter, io per giudicare un giocatore lo voglio vedere almeno per 2, 3, 4 partite. Cioè Petre in 11 giornate ha collezionato 88 minuti, cioè nemmeno una partita intera. Quindi io prima di dire che Petre è un bidone, lo vorrei vedere in campo almeno per 2 o 3 partite. Anche perché, faccio esempi grossi, anche in Italia grossi campioni come Zidane, come Platini, cioè i primi 6 mesi che sono venuti è stato difficile poi l'amendamento. Cioè io prima di dire se Petre vale o no, anche perché il prossimo mercato di gennaio è arrivato, vorrei vedere almeno Petre all'opera per 2 o 3 partite per dire se è in grado oppure di restare oppure se deve essere. In questo momento non sono in grado perché l'ho visto col contagocce in campo. Il problema è un fatto certo, da quello che sta leggendo praticamente oggi la nostra Stella Battaglia sta venendo fuori il discorso che i tifosi non sono assolutamente contenti di questi attaccanti del Cosenza perché i numeri parlano chiaro, li ha sciorinati poc'anzi Walter, 7 gol all'attivo, uno dei peggiori attacchi, sono il peggiore del campionato, 2 gol capocannoniere e Carretta, 3 gol e 2 Tiritiello che attaccante non è che un difensore, gli altri 2, uno gli Ozio e uno Balui. Questo è l'assunto, vai Stella. Sì, ok, buonasera da tifoso cosentino, stimo molto mister Occhiuzzi, però deve essere più onesto con le dichiarazioni che fa. Non può sempre dire che tutti i suoi ragazzi stanno mettendo l'anima e li ringrazia. Come si fa a dire questo quando alcuni giocatori, esempio sbaglia un gol a 3 metri dalla porta addirittura vuota, o Liozzi che è peggio di Litteri. Non deve fare lo stesso sbaglio di Braglia, deve alzare la voce e chiedere giocatori di Serie B. Poi una domanda per il dottor Leone, volevo chiedere al dottor Leone, secondo lei fino a quando la città può sopportare questa conduzione sciagurata della società, non dal punto di vista contabile, ma dal punto di vista della programmazione? Vabbè, il discorso di sciagurato guarda, mi sembra un po' esagerato. Io sarei un po' cauto. Infatti, dei toni non sono uno che ha grosse... non sono uno che... non vanno bene. Sì, non ho mai risparmiato Guarascio nelle critiche. Chiaramente c'è un progetto, il progetto di Guarascio è ben noto, è quello il progetto. Non è un presidente che, anche perché poi nel calcio non è che spendendo e prendendo i grossi nomi si risolvono i problemi. Vedi il Monza dov'è? Vedi la Regina dov'è? Bisogna fare le scelte giuste. Secondo me Guarascio deve fare il salto di qualità nel fidarsi di più delle persone alle quali affida la responsabilità tecnica. Chiaramente, e faccio giusto un passaggio ma non vuole essere una polemica, apro e chiudo la parentesi, è vero che i risultati poi alla fine, lo dicevamo la volta scorsa sì, Franco, i risultati cambiano i giudizi e soprattutto cambiano l'umore, in questo caso della piazza. Chiaramente Occhiuzzi che era diventato l'intoccabile oggi, ma ci sta nel mondo del calcio. La stessa cosa Toscano, no? Per cui voglio dire, è una cosa che sta nel mondo del calcio, però la situazione è che è sotto gli occhi di tutti, che per l'ennesimo anno noi arriviamo che si costruisce una squadra
non va bene, addirittura un anno ne mandammo via 10 per poi portarne altrettanti. Evidentemente nel lavoro iniziale ci sono alcune cose che non sono consone a quelle che magari è l'idea anche di come intende il calcio Guarascio. Si dovrebbe fare uno sforzo in più, ma su tutto il resto credo che il fatto che sei in Serie B, che sono tanti anni che come non c'è dubbio alcuno. Roselli una volta diceva... Vai Pier Giorgio, vi porto i saluti di Gigi Condò. Gigi Condò è il direttore sportivo della Vibonese, lo avremo prossimamente con noi, lo salutiamo perché la Vibonese c'è un bel giocatore che si chiama Plescia, poi ne parleremo di questo Plescia. Sì, molto forte, molto forte. Che l'abbiamo detto anche a microfoni uno spenti. Uno è 89, uno che attacca la profondità alla grande, teniamolo d'occhio questo Plescia. È un buon giocatore, e che poi dalla Serie C come fa un po' il Cittadella, cioè nel senso il Cittadella ogni anno va a pescare perfetti sconosciuti in Serie C e in Serie D e puntualmente sono 8 anni di fila che va ai playoff pure, cioè non solo si salva, il discorso scouting, no? Quello è, ma se... Volevi aggiungere? Ma io purtroppo io devo dire... Dicevi di Roselli, scusami. Sì, io mi ricordo, per riallacciarmi alle parole di Walter, che Roselli era una frase che mi ricordo spesso, che diceva che ognuno fa il vino con l'uva che ha. Se poi questa non è dannata, aggiungeva Italo Cucci, il mio direttore, puntini sospensivi. Cioè, se il budget del Cosenza è quello, è chiaro che il Cosenza può puntare solo su prestiti oppure su scommesse. Vabbè, che ma questo lo si sappiamo. possono... Però i prestiti si possono indovinare come a volte non si possono indovinare, insomma, dai, questa è la verità dei fatti. Stella, allora, che mi dici? Allora, leggiamo altri messaggi? Allora, dicono... Ma possibile che non ce n'è uno positivo per questa partita di Ascoli oggi? No, vabbè, tutti così negativi? Che diamine! Saranno 200, sono tutti negativi. Cosa ne pensate se da qui fino a gennaio, se da qui a gennaio di provare una continuità titolare Petrè? Io l'ho detto prima. L'ha detto prima, no? Sì, pare che possa essere una soluzione sulla quale si lavori. Giocando con Petre, chiaramente devi giocare... Petrè, come si dice a Bucarest. Petrè, non lo so. Giocando con il numero 9, ecco, che poi ha il numero 9, Petre, e devi giocare con i due attaccanti esterni, che sono Carretta a destra e Baez a sinistra in questo momento. Poi ad adattare in quel ruolo ne puoi adattare tanti, ma se vuoi giocare con la punta centrale, al momento la soluzione migliore sembra essere questa, e non mi voglio assolutissimamente Walter, io ti faccio una domanda sostituire che a Roberto. della regina, a te, poi sentiremo poi nell'ultima parte anche Giusva Branca. Cosa ne pensi di questa regina, di questo risultato? Mi chiedono così pesante a Verona contro il Chievo, la regina non ha rilasciato nessuna dichiarazione, non fa parlare i propri tesserati. Guarda, io ho letto Giusva su Strill e condivido in pieno quella che poi parliamo di un giornalista che conosce veramente ogni angolo e ogni spigolo della regina, conosce tutto di quel mondo, per cui condivido in pieno quella situazione. È chiaro che l'arrivo di Tempestilli, per quanto plenipotenziario, Malena sosteneva che non gli risultano contatti con altri allenatori, non li ha fatti Teibi, che è il direttore sportivo, ma a me risulta invece che le abbia fatte Tempestilli. Chiaramente non c'è la serenità giusta, è vero, attorno alla squadra, perché comunque i risultati sono quelli che sono. Mi pare che nelle ultime 6 partite ne ha perse 5 la regina. E poi aggiungo che, attenzione, la regina a inizio campionato ha fatto proclami di playoff e di Serie A, cioè quello che voglio dire, il Cosenza sa il tipo di campionato che deve fare, lottare col coltello fra i denti per raggiungere la salvezza. Attenzione che se tu parli di Serie A e poi alcuni giocatori non sono abituati a lottare per quelle posizioni, io non me ne vogliono gli amici di Reggio, ma vedo una situazione un po' confusionaria con Tempestilli. Bisogna vedere come riuscirà. Tempestilli che è delegittimato un po' Taibi, cioè non... Giorgio, però la regina c'è 2 molto. partite in casa, Venezia e poi Cittadella, vedremo come andrà a finire. Non so se Enzo Leonetti... Come? A Vicenza. Non so se Enzo Leonetti abbiamo il tempo per far vedere, ce lo richiedono, gli highlights di questa sconfitta del Cosenza. Enzo Leonetti, possiamo mandarla?
Cosenza 0 Reggiana 1, vediamo. 16 conclusioni, 6 nello specchio della porta della Reggiana. Non sono vestiti per vincere la prima gara casalinga e compiere finalmente un balzo in classifica. Imprecisione, sfortuna, chiamatela come volete, ma è stata la causa della sconfitta più beffarda che ci potesse essere. Si sa, conta il risultato e allora tocca al mister Occhiuzzi rispondere alle critiche e trovare il modo per sbloccare i suoi alla vigilia di due trasferte importanti. Non puoi avere un totale controllo contro un avversario organizzato, un avversario che poi comunque è pronto a sistemarsi, quindi è normale, in quei 20 minuti eri stato schiacciante, poi non può essere schiacciante per una gara, ma devi continuare a fare la gara con equilibrio, con organizzazione, capendo che l'avversario comunque ti risponde colpo su colpo. Questo sapevamo, era una gara comunque con due squadre molto simili, dove c'erano spesso dei cambi di fronte, però credo che oggi, ripeto, c'è rammarico. Se c'è qualcosa in più da fare, assolutamente mi metto già da stanotte a farla e andiamo avanti, insomma. Il sottoscritto non vuole sentir parlare di alibi, lo sapete, non ho mai contestato nulla a un arbitro, non ho mai contestato niente, se c'è stato qualcosa da prendermi le responsabilità lo faccio e lo continuo a fare. C'è giusto che si deve lavorare tanto, si deve lavorare sulla testa, perché sta diventando un po' una psicosi il non segnare, perché anche oggi sembrava stregata la porta. Quindi. Oltre ad aver costruito queste palle, come le costruisci? Le costruisci con un'identità che tutti voi conoscete benissimo, quindi è una squadra che ha un'identità ben precisa, devi capitalizzare quello che crei, insomma. E Occhiuzzi mi pare che è stato anche chiaro questa volta, bisogna capitalizzare quello che crei, altrimenti ritorni a casa purtroppo con le pive nel sacco. Allora, terza ed ultima parte di replay. Carastella, ti passo subito la parola. Ci sono altri messaggi in attesa di sentire poi la nostra Claudia Berlingeri da Crotone. Sì, avevo prima una domanda per Walter. Prego. Walter, secondo te tra Chievo e Regina c'è stato un calo di concentrazione o cosa è mancato alla squadra? È mancato che, quello che dicevamo prima, la squadra sta vivendo un momento negativo. La vittoria sul Brescia si pensava che avesse risolto i problemi, ma a molti è sfuggito un particolare che Giusva nel suo articolo ha sottolineato. Il Brescia è arrivato con una squadra rimaneggiata, per cui, ma questo lascia il tempo Covid, che trova, eccetera. Lascia il tempo che trova. Poi ha cambiato allenatore, è arrivato Dionigi. Quindi voglio dire, è cambiato che la partita è stata una logica conseguenza del momento negativo che c'era prima. Chiaramente che è costata la panchina a Lopez. Ecco perché diventa fondamentale adesso per la Regina la partita di stasera. Altri messaggi? Ho una domanda per Pier Giorgio. Pier Giorgio, perdonami, dopo 11 giornate di campionato è sotto gli occhi di tutti che i nuovi acquisti del Cosenza non si sono integrati. Secondo te perché? Guarda, integrati come ho detto io vorrei dopo 10 giornate, faccio un esempio, 11 giornate, pure l'anno scorso quando arrivò Casasola nelle prime 6-7 giornate sembrava un oggetto un po' misterioso, poi dopo il lockdown è stato l'uomo in più del Cosenza, quindi io prima di giudicare questi acquisti vorrei vedere un girone intero. Prima di dire se sono da Cosenza o meno. Però è vero quello che dice Walter, che siamo il peggior attacco di tutta la Serie B, però siamo la seconda miglior difesa insieme all'Empoli. Cioè, abbiamo anche un pregio, cioè nel senso dobbiamo cercare di sfruttare quello che abbiamo. Buon pomeriggio Claudia Berlingeri, prima vittoria del Crotone. Claudia, ci sei? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Gazzetta del Sud, saluti agli amici di Gazzetta del Sud. Allora, finalmente è arrivata questa vittoria, 4-1, ne abbiamo discusso poc'anzi con Mauro Meluso, una vecchia conoscenza nostra di Cosenza, attuale direttore sportivo praticamente dello Spezia. Sì Franco, finalmente dopo 10 giornate è arrivata la tanto sperata vittoria. Un 4-1 netto con uno Spezia che a dire la verità è venuto a mancare soprattutto nel reparto difensivo per quello che si è visto all'uscita. È stato uno Spezia deludente per le prime 10 giornate in cui si era visto in campo. Devo dire che il Crotone doveva vincere per forza, perché era uno scontro diretto, perché nelle precedenti giornate, Franco, la prestazione non era quasi mai venuta a mancare, se non nel secondo tentativo di Bologna, ad esempio,
però insomma la squadra ha sempre creato, è sempre scesa in campo con carattere e nonostante le assenze con lo Spezia, davvero questa squadra è riuscita a fare un 4-1 spettacolare con un Messias stratosferico al quale è stato anche annullata una rete, per cui insomma davvero è un Crotone in crescita, però insomma domani si dovrà confermare per quanto possibile in casa dell'Udinese. Ore 18:30 Udinese e Crotone domani, gran bella partita pure questa. Ho visto giocare l'Udinese ieri, mi è piaciuta molto. È andata a vincere a Torino, assolutamente, è un'altra gara tosta, ma d'altronde in Serie A lo sono tutte e non ci sono squadre insomma con cui puoi stare tranquillo, però insomma il Crotone ci andrà forte del risultato con lo Spezia, forte di questa crescita che sta avendo di giornata in giornata, perché ormai abbiamo detto spesso del precampionato che non ha avuto, e quindi insomma queste prime 10 gare sono state di rodaggio, diciamo, per la compagine crotonese. Senti, la speranza, sì. Senti Claudia, sì, la speranza, ho capito, il concetto è quello di allungare e di portare avanti i risultati positivi, quindi dare continuità. C'è Walter, perché poi abbiamo Giusva Branca. Walter Leone, per te. Ciao, ciao, ciao. No, volevo chiederti come sta Rivière, che situazione c'è? Rivière è tornato a disposizione dopo diverse settimane di infortunio, è entrato sul finire della gara, però insomma Stroppa non lo vuole rischiare perché già qualche settimana fa lo ha fatto e poi è ricaduto, si è infortunato nuovamente, per cui ora sta centellinando i suoi minuti in mano per un rientro graduale dell'attaccante francese, che sicuramente potrà dare una grande mano per quanto visto nella prima giornata col Genoa. Sicuramente potrà dare una grande mano a questa squadra, al reparto offensivo che finora è stato in difficoltà, e ora insomma è proprio nell'idea di gioco del mister anche quello che a segno ci vanno non solo gli attaccanti ma anche gli esterni, le mezzali, per cui insomma è un gioco di squadra quello che il mister ci ha abituato non solo da quest'anno ma da 3 anni, da quando è alla guida del Crotone. Grazie a Claudia Berlingieri, e domani seguiremo questo Udinese Crotone, è una partita che si preannuncia veramente calda in tutti i sensi. Buon pomeriggio dagli amici della Gazzetta del Sud. Grazie Claudia, buon lavoro, grazie. Allora, messaggi e poi Giusva Branca. Sì, faccio seguito a quanto accennato dal dottor Segreto. Sì? In precedenza durante la trasmissione. Cosa ne pensa di questi nomi? Brosco o Modolo in difesa, Lollo a centrocampo ed Asensio in attacco. Allora, Asensio mi dicono da Pescara che ha problemi è infortunato, ci vuole febbraio-marzo, quindi Asensio è da scartare. Brosco mi pare che sia il difensore dell'Ascoli, no? Dell'Ascoli, sì. Uno che va molto bene di testa, domani lo vedremo contro il Cosenza. Lollo se ne parla, ci sono dei rumors che il Cosenza lo cercava anche quest'estate, ex centrocampista del Venezia, l'anno scorso ha fatto molto bene con Dionisi, che poi è passato all'Empoli, quest'anno è a Bari. Seguiremo gli sviluppi, da noi non mancherà nulla, non ci facciamo mancare nulla, nemmeno a livello di calciomercato. Allora, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Giusva Branca, perché c'ha tante cose da dire molto interessanti. Nel frattempo, Walter, hai sentito quello che i messaggi come arrivano? Già ci si proietta verso il calciomercato? Vabbè, ma per ancora ci sono tante di quelle partite che bisogna vedere come ci arrivi poi al calciomercato. Per cui ci si concentrasse principalmente su quelle che sono le prossime partite, per cui cercare di migliorare per quanto possibile la classifica, perché è fondamentale. Poi dopodiché si faranno le valutazioni su quello che sarà il mercato, poi ci sarà la sosta perché l'ultima partita si giocherà il 4 di gennaio se non ricordo male, per cui dopodiché si potranno fare tutte le valutazioni. Buon pomeriggio Giusva Branca da Reggio Calabria. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, parlavo di questo silenzio degli incoscienti, sei andato giù un po' duretto, eh? No, vabbè ragazzi, è sempre calcio, voglio dire. Sì. Non si danno patenti né definitive né ad personam a nessuno, però viva Dio, in realtà l'articolo è stato scritto ieri, che era il giorno di Santa Lucia.
va bene che è Santa Lucia, ma c'è chi proprio no, Ho capito, ho capito. E insomma, vuoi riassumere? Giusva, complimenti, perché me lo sono gustato pure io. Adesso, per quanto, come dici tu, giustamente è soltanto calcio e va preso per quello che è il calcio, però in quel tuo scritto ci sono tantissime verità. Parlare, Giusva. Allora, vogliamo io vi dico che è vero che mi pare 11 turni, correggetemi se sbaglio, 11 mi pare, sì. Ancora sono un numero non idoneo per arrivare a valutazioni definitive, ci mancherebbe altro, però sono 11 turni. Insomma, in 11 turni la Reggina che parte per andare in Serie A, perché il problema principale è quello, perché se la Reggina fosse partita per fare un onesto campionato da matricola, nessuno avrebbe avuto da ridire, come nessuno ha da ridire a Cosenza, immagino. Ma siccome la Reggina parte con questa spavalderia per andare in Serie A, in 11 gare ne ha vinte 2, una contro un Pescara francamente di materiale friabile e un altro contro il Brescia che aveva più indisponibili che disponibili su 11 gare, io credo che ci sia qualcosa da verificare bene. Poi, per carità, possiamo essere indulgenti. Io nel pezzo stesso scrivo che dal mio punto di vista la Reggina ha le carte in regole per tirarsi fuori, si badi bene, tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassissima classifica, però ho l'impressione che si faccia, almeno qua sul territorio, non si colga esattamente la percezione delle cose, perché qua si continua a parlare, anche da parte del club che sta rivedendo a ribasso, no, le ambizioni, però si continua a guardare sempre in alto. Cioè Tempestilli dichiara obiettivo 8° posto, che è l'ultimo dei playoff, mi sta bene il ridimensionamento, però oggi obiettivo 8° posto, l'8° posto è a 7 punti dalla Reggina, e mentre la parte dei play-out è a 1 punto. E si continua a guardare l'8° posto con una squadra che francamente non gioca, perché parliamoci chiaramente, non gioca questa squadra. Giusva, allora ci sono... Stasera mi aspetto una reazione. Ce l'aspettiamo tutti, insomma, ce l'aspettiamo tutti. Allora, Walter Leone per Giusva Banca e poi per Giorgio Giorgio. Giusva, 2 cose, 2 passaggi hai fatto. Sì. Uno, quello su Mimmo Toscano, che condivido in pieno, perché poi alla fine purtroppo nel calcio lo sappiamo molto bene come vanno le cose. Tutto è legato ai numeri, ma soprattutto sulla costruzione della squadra, dove secondo me si è guardato più ai nomi che alla necessità di costruire un organico che potesse essere utile per le idee di calcio dell'allenatore. Ma io sono totalmente d'accordo con te, che sei d'accordo con me, insomma, quindi la pensiamo alla stessa maniera. Finirà, se le cose stasera non vanno bene, finirà per pagare Mimmo Toscano. Il calcio va così, siamo tutti sufficientemente esperti per saperlo, però non la trovo una cosa giustissima. Certo, lui probabilmente ha anche qualche responsabilità, perché avrebbe dovuto puntare i piedi mentre la squadra veniva fatta, perché parliamoci chiaramente, io sono certo questa non è la squadra di Toscano, conosco bene Toscano, questa non è proprio come formazione. Siete d'accordo anche voi? Ma... Come no? Pier Giorgio Giorno, che poi abbiamo i minuti contati. Pier Giorgio. Già l'avevo detto a inizio trasmissione che forse il problema della Reggina è stato proprio quello di aver dichiarato di voler andare in Serie A o ai playoff. Quando si parte da matricola, in genere uno deve stare con i piedi ben saldi a terra, quindi questo secondo me è stato l'errore madre che magari il presidente Gallo ha fatto. E poi volevo capire se i rumors che arrivano da Reggio con Tempestilli, nuovo direttore generale, si parla addirittura di un possibile avvicendamento tra Toscano e De Rossi, cioè nel senso, non so se ci sia qualcosa di vero, volevo chiedertelo a te. Ma guarda, di sicuro c'è un fatto che, al di là della comunicazione iniziale e delle ambizioni della Serie A, mi sono già espresso e sono d'accordo con te, però poi c'è una squadra che comunque, al di là di quelle che possono essere l'ambizione, è una squadra che tecnicamente ha certe caratteristiche e tatticamente non sta in piedi, perché tatticamente non sta in piedi. Una squadra che sono 11 gare che è spaccata, ma non per colpa dell'allenatore, è spaccata perché per caratteristiche non si tratta di giocatori che dopo 15 minuti aiutano e rientrano.
Mentre il Cosenza, io faccio sempre l'esempio del Cosenza, sta in 30 metri, la Regina sta in 60 metri, e questa è una cosa. Riguardo i contatti, Tempestilli, il nuovo direttore generale, plenipotenziario, come ha chiarito in comunicato del club, è una parolina che dice tanto, quindi evidentemente sono tutti commissariati, quindi di fatto anche la scelta di un eventuale sostituto di Toscano è nelle mani di Tempestilli, che scavalca completamente e ufficialmente Taibbi. Il contatto che io sappia con De Rossi c'è stato, ma ancora più insistente c'è il contatto con Andrea Azzoli, tutti tecnici di matrice romana, come vedete. Di Andrea Azzoli lo sapevamo già. Grazie Giusva per essere sempre Grazie a voi. puntuale e preciso. Grazie e allora a voi, un abbraccio a tutti. seguiremo Regina Venezia. Grazie. Allora Stella, vai, abbiamo i minuti Ci sono contati. arrivate le designazioni arbitrali di Non mi Ascoli dire che è Cosenza. Robby Lotta l'arbitro di Robby Lotta? Il nostro amico Ivan. Non è possibile, quarto uomo, guardalini, assistente. Sì, è Robby Lotta. Ma gli danno la pensione, gli date la pensione all'Inps? A Cosenza? Ma era lui il quarto uomo Sì, che abbiamo avuto? il quarto uomo che era con Marulla, quindi da quarto uomo a arbitro. da Cosenza allora, Reggiana quarto uomo. Intanto, scusate, Ivan Robilot questa Sì, ma sono due fratelli, sono arbitrato sì, a no, Ferrara sono due- con la spalla. Poi abbiamo un ottimo score, perché su 6 No, ma precedenti Ivan è stato quarto uomo con la Reggiana. Ivan, sì, E sì, adesso ma si anche come arbitro, sì, l'abbiamo adesso avuto. si sposta praticamente ad Ascoli. Ad Ascoli, sì, sì. La sezione È una buona can- designazione, a me piace. guarda. Sì, La a noi sezione- piace, vai. Sala La consilina è sezione qui vicino. Cannabi dell'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 12ª giornata di andata del campionato di Serie B KT. Ascoli Cosenza sarà diretta dal signor Ivan Robilotta di Pensa Sala a te. Consilina, coadiuvato dagli assistenti signor Oreste Muto di Torre E Annunziata, poi c'è un signor cognome particolare. sì, Emanuele Yoshikawa di Roma. Yoshikawa, è un giapponese. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Antonio Rapuano di Rimini. Andiamo a vedere quindi il prossimo Prossimo turno della turno Serie Enzo B. Leonetti, che siamo in chiusura. Eccolo qua. L'anticipo della Regina, poi abbiamo... Regina Venezia, eh? Sì, abbiamo martedì 15 dicembre Reggiana Frosinone, Ascoli Cosenza, Cittadella Vicenza, Empoli Cremonese, Monza Virtus Entella, Pisa Pescara, Pordenone Brescia, Salernitana Lecce, Spal Chievo. Salernitana Lecce è una partita molto molto importante. Allora Walter, partiamo da Ascoli Cosenza naturalmente. Guarda, sono d'accordo con Mauro, perché ho visto pure io Mauro qualche Meluso. partita, sì, Mauro Meluso. Ho visto qualche partita dell'Ascoli, non mi pare che sia una squadra che è sicuramente alla portata del Cosenza. Poi nel calcio abbiamo, come abbiamo sempre detto, gli episodi che vanno a determinarla. Io mi auguro che Roberto e il suo staff abbiano lavorato soprattutto nella testa. Per fortuna che si gioca subito, perché non c'è il tempo di pensare a quella che è stata la partita con la Reggiana, per cui sono anche fiducioso, come diceva Mauro, perché potrà fare una buona prestazione. Io mi auguro che giochi male, ma che riesca comunque a portare a casa. Abbiamo un minuto per allora... Pier Giorgio Giorno e siamo già sui titoli. Sì, Franco, io ho visto lo score in casalingo chiusura. del Cosenza, a questo punto preferisco giocare in trasferta e ne abbiamo due di fila, perché dopo Ascoli dovremmo andare a Cremona. La squadra non ritornerà qui, lo dico ai colleghi giornalisti, Sì, per cui la no, squadra ma non noi ritornerà abbiamo qui, fatto belle prestazioni Rimarrà ad a Ascoli e poi Frosinone andrà via contro la in Spal, Lombardia. quindi se lo possiamo dire che il Cosenza gioca forse meglio fuori casa che non in casa, quindi Questo è il mio parere. per questa La mia idea è partita questa. contro l'Ascoli Siamo d'accordo. sono abbastanza fiducioso. Allora, Stella, Siamo- abbiamo letto tanti messaggi, Sì. ci scusiamo perché sono stata una marea oggi. Sì, e non siamo riusciti a leggerli tutti. Ringraziamo il coordinatore della trasmissione Franco Grazie Segreto, a te. i nostri ospiti in studio Walter Leone e Pier Giorgio Grazie Giorno, a voi. i nostri ospiti telefonici e tutti voi. Vi ricordiamo la nostra replica questa sera alle ore 23 e con il replay in diretta ci vediamo lunedì 21 dicembre. Grazie. Arrivederci.